Bene, buonasera. Possiamo dare inizio al nostro secondo incontro. Nostro secondo incontro dedicato in generale alla tematica ambientale, come vedete, suolo, beni ambientali, paesaggio. Eh, Queste le espressioni che abbiamo utilizzato già lo scorso anno e che abbiamo ripetuto quest'anno per una serie di lezioni e conversazioni. Siamo infatti alla seconda edizione, questa è la prima parte della seconda edizione di una iniziativa che abbiamo già detto ieri, dedicata alle studentesse e agli studenti delle lauree magistrali in scienze politiche, ma che è aperta anche alla comunità. Ieri ho presentato in generale l'iniziativa e con me anche Andrea Gavin, assieme abbiamo effettuato una presentazione a carattere generale e, eh, e quindi già sappiamo che questa sera abbiamo una importante, fondamentale, vorrei dire, riflessione a carattere politologico. Ed è qui con noi appunto Corrado Poli. Lo vorrei vedere anche con quest'altra immagine, consentitemi. Eccolo, Corrado Poli, come vedete, geografo, sociologo, politologo, una figura intellettuale eclettica, docente in varie università, anche d'oltreoceano, come vedete, e quindi con una grande esperienza in diverse università italiane e straniere. Ha curato, tra l'altro, come potete notare, un libro, una pubblicazione che riguarda proprio diritto e ambiente, diritto pubblico dell'ambiente, con i colleghi Vittorio Domenichelli e Nino Olivetti Rason. Nino Olivetti Rason, mi piace ricordarlo come il docente che prima di me ha insegnato diritto dell'ambiente nell'ambito dell'allora unica laurea eh, in scienze politiche, ciclo unico, e comunque potete notare di Corrado Poli una produzione eh, scientifica molto ricca e ampia. Qui Rivoluzione a scuola, città flessibili e questa sera in particolare appunto il tema che riguarda l'ambiente e quindi il suo libro Politica e Natura. Ehm, Qui con me, con Corrado Poli, che ringrazio moltissimo eh, per aver accettato anche quest'anno in modo molto generoso l'invito a parlare qui con noi, ad essere presente con noi in in questo pomeriggio appunto dedicato all'insegnamento. Oltre a lui vedete eh, due studenti che in particolare mi stanno aiutando, ma vorrei dire che tutti gli studenti mi stanno, tutte le studentesse, gli studenti mi stanno aiutando. Qui abbiamo con noi Liliana Sambruni e Matteo Balzarini che seguono in particolare la parte informatica, ma non solo loro. In fondo alla sala abbiamo Francesca Vincenzi e Riccardo Prosperi che a loro volta forniscono un prezioso aiuto anche nella parte informatica e nella parte organizzativa generale. E so benissimo che comunque anche gli altri, le altre e gli altri sono molto presenti, non soltanto fisicamente, ma proprio con la passione per questa materia. Dunque, ehm, il libro di Corrado Poli è un libro
che fornisce davvero molti stimoli. Ed è un libro, vorrei dire, anche inquietante, fin dal titolo, o meglio, fin dal sottotitolo, perché e se il titolo è La politica, politica e natura, il sottotitolo è L'inganno della sostenibilità. E allora c'è un problema veramente grosso perché mh, qui c'è una critica veramente profonda e, ed è una critica profonda anche, se vogliamo, alla stessa espressione, allo stesso concetto o comunque all'interpretazione che è stata data di sviluppo sostenibile. E però lo sviluppo sostenibile fa parte ormai del nostro diritto, fa parte di un ordinamento più ampio che non è l'ordinamento italiano soltanto, ma che è l'ordinamento dell'Unione Europea. Osserverei, se trovo anche le diapositive, che sviluppo sostenibile lo troviamo nel trattato sull'Unione Europea all'articolo 2, all'articolo 3, già articolo 2, comma 2, l'Unione offre ai cittadini uno spazio di libertà, eccetera, eccetera. No, al comma 3, perdonatemi, l'Unione instaura un mercato interno, si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa. Lo sviluppo sostenibile fa parte ormai delle espressioni giuridiche e quindi vorrei dire che siamo indotti ad interpretarlo nel miglior modo possibile. Ehm, a meno che non vogliamo sostituire l'espressione con altro. Ancora, troviamo la stessa espressione nell'altro trattato vigente dell'Unione Europea, che è il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Come vedete, all'articolo 11 si dice che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile. Quindi lo sviluppo sostenibile è, come dire, codificato. Non ne parla in modo esplicito la Costituzione italiana, che parla in modo esplicito invece di ambiente come valore, abbiamo detto ieri, dal 2022, e comunque questa espressione c'è e quindi, ripeto, probabilmente abbiamo bisogno di interpretarla nel modo più saggio e migliore possibile. Ehm, ehm, Qui ci sono vari punti del libro di Corrado che sono veramente molto interessanti. Eh, Cito qualche cosa, per esempio, qui c'è un punto che vorrei leggere. Si dice c'è ovviamente l'esistenza ormai di una vera questione ambientale è del tutto evidente, la cui soluzione richiede cambiamenti nello stile di vita, nell'etica, nelle leggi, nella tecnologia e nei sistemi di produzione. E ancora poco più avanti, da questa prospettiva, la crisi ambientale non è un problema tecnico, dice Corrado Poli, invece si tratta di una questione etica, sociale, organizzativa e in ultima analisi politica. Ecco, questo è il fondo. In ultima analisi politica. E qui vorrei aggiungere, non so se sia un lapsus o se sia voluto, vorrei aggiungere che appunto, o vorrei sottolineare prima che aggiungere, vorrei sottolineare che è la politica a reggere la nostra vita sociale, la saggezza nella politica e quindi le scienze politiche
piuttosto che altre scienze. Per troppo tempo in questi anni, in particolare in questi ultimi anni, abbiamo avuto una primazia delle scienze economiche. E allora vorrei dire ai colleghi economisti, bene, è bene che ci siano anche le vostre ricerche, ma attenetevi alle vostre ricerche. Ecco, io sono volutamente polemico con i colleghi economisti, o almeno con un certo indirizzo, diciamo, cosiddetto scientifico dei colleghi economisti, perché qui ogni cosa dovrebbe essere risolta in termini di politica economica, di economia, secondo comunque addirittura dei parametri addirittura scientifici che derivano dall'economia. E d'altra parte, quante volte abbiamo sentito parlare del libero mercato che aggiusterebbe tutto, che farebbe giustizia da sé? Questo è vero? Ecco, già ieri dicevo che, vero o falso che sia, non fa parte del nostro diritto vigente questo indirizzo. Non fa parte del nostro diritto vigente questa prospettiva. È bene che lo sappiano, è bene che lo sappiano anche i miei studenti di quest'anno che vengono da lauree in economia, perché so che ho un piccolo drappello che segue l'insegnamento provenendo da una laurea specialistica in economia. Ecco, la nostra Costituzione non vede certo l'economia al primo posto, e vorrei anche rammentare ai colleghi economisti che la concorrenza non appartiene immediatamente almeno ai valori costituzionali. Nella prima parte della Costituzione non c'è il valore della concorrenza. La concorrenza fa parte delle materie da disciplinare e da amministrare, quindi la troviamo nella seconda parte della Costituzione, articolo 117, articolo 118. I valori sono altri fondamentalmente. E la nostra Costituzione è una Costituzione che certamente nulla ha a che vedere con l'indirizzo neoliberista. Qui ancora c'è un punto interessante, molti sono i punti interessanti in questo libro, ma un punto interessante che riguarda appunto l'indirizzo politico. Quale indirizzo politico? E si dice a un certo punto bisogna creare un'alternativa al capitalismo neoliberista. Ecco, il capitalismo neoliberista comunque, se, come dire, se si conferma nella prassi, se viene premiato dalla prassi, certamente non è aderente ai nostri principi costituzionali in materia economica. La nostra Costituzione desidera un intervento consistente delle istituzioni pubbliche, e lo desidera in particolare in materia economica, in particolare vorrei dire in materia economica, al fine di assicurare più eguaglianza, assicurare più giustizia, assicurare quello che viene anche definito lo Stato sociale. Quindi questo è il quadro di fondo. Ancora si parla nel libro di rinegoziazione del rapporto tra umanità e natura. Mi pare anche questa una espressione molto interessante, molto suggestiva, vorrei dire. D'altra parte, il libro è un libro che ci fa davvero molto pensare. Ecco, quindi bene che ci sia Corrado Poli con noi. A Corrado lascerei ora la parola. Ha preparato anche delle diapositive, eccole, e oltre alla parola gli lascio anche la postazione, perché da qui è giusto che lui parli con le diapositive davanti. No, così no, ma giusto, giusto. Non riesci, Vero. cioè quelle, Sì, sì. capisci? Così vedono. Bene. Sì, sì, so come fare. Bene, buonasera a tutti. Ringrazio il professor Malo per avermi invitato. Per me è sempre un piacere tornare
tra gli studenti, perché ormai non insegno più e ritrovare questi studenti mi dà una certa carica. Vengo direttamente alla nota di stasera, alla spiegazione di questo libro che è stato inizialmente questo libro è stato scritto in inglese ed ha avuto una certa circolazione, diciamo, in campo internazionale ed è nato, diciamo, 15 anni fa circa. Poi è stato pubblicato nel 2015 e dopo me lo sono tradotto in italiano praticamente uguale a come era nella versione inglese, anche perché non c'era bisogno troppo di cambiare. Le problematiche ambientali sono molto simili, se non identiche, in qualsiasi parte del mondo, con piccole differenze. Semmai le differenze possono essere politiche, ma anche dal punto di vista politico e culturale c'è una grande omogeneità. Allora, la frase fondamentale è quella che vedete nel titolo che io ho dato, la relazione tra umanità e natura non riguarda solo la tecnica e di conseguenza noi affronteremo questo tema dal punto di vista dell'ambientalismo, dei problemi ambientali come una questione di carattere politico. Voi siete anche di scienze politiche, mi avete detto, che è stata anche la mia facoltà, e quindi dovremmo essere nel contesto corretto. Allora, questa lezione si articolerà come segue. Prima di tutto spiegherò alcuni termini fondamentali che noi usiamo quotidianamente, ma non sono sempre del tutto, diciamo, corretti o li usiamo in modo un poco confuso. Sarebbe bene darci una piccola regolata su capire che cosa sono, perché attraverso l'etimologia e la comprensione riusciamo anche a capire bene la cosa. La seconda parte, forse che è quella più centrale, è la critica allo sviluppo sostenibile e su questo torneremo. La terza parte è proprio arrivare al discorso di politica e natura. Ci cambiamo l'acqua? È già cambiato. Ah, è già cambiato. Va bene. E politica e natura. I termini che noi affronteremo oggi sono ambiente, natura ed ecologia. È bene sapere cosa significano e come li possiamo definire, anche perché poi, anche dal punto di vista giuridico, visto che il corso è di diritto amministrativo dell'ambiente, diritto pubblico dell'ambiente, questi termini entrano poi nelle norme, nel diritto positivo. Quindi vediamo un po'. Ambiente, cosa vuol dire ambiente? Ambiente è una parola molto generica. Ambiente in inglese si dice environment, che poi deriva dal francese environnement, il tedesco è Umwelt, Umwelt e cosa significa? Tutto quello che ci sta intorno. Di conseguenza, se si include tutto nell'ambiente, è come non includere niente. C'era un famoso testo sulla pianificazione che lessi quando ero studente come voi, fa "If planning is everything, then it is nothing". Se la pianificazione è tutto, non è niente. Quando noi parliamo di ambiente, ci mettiamo dentro veramente di tutto, dai beni culturali, ci mettiamo dentro sì, l'inquinamento, ci mettiamo dentro la qualità della vita. Ecco, secondo me sono cose che bisognerebbe un poco capire anche il valore, diciamo, proprio semantico della parola. Però c'è un fatto. Da quando si è cominciato a parlare di ambiente, questo termine è diventato un termine quasi rivoluzionario. Ambiente non è una parola, voi siete giovani e siete nati dopo che la parola ha cominciato a diffondersi, però il professor Malo e io possiamo ricordare che i primi corsi
Beh, adesso dovunque all'università c'è un corso di qualcosa ambientale, ma questa è una cosa relativamente nuova. I primi corsi con l'appendice ambientale furono fatti alla fine degli anni '80, non prima. E tutto sommato era un po' una moda in cui si facevano sempre le stesse cose e si appiccicava la parola ambientale. Ed è una cosa completamente diversa. Quando è che sono cambiate le cose? Ve lo dirò tra poco. Dunque, parlare di ambiente era comunque negli anni '80 una cosa quasi rivoluzionaria, o perlomeno una cosa innovativa. Le persone che volevano cambiare il mondo si collegavano con l'ambientalismo, con l'ambiente. Perché questo? Senz'altro ha una ragione, anche questa molto radicata nella cultura. La nostra cultura, la nostra tecnica, la nostra educazione stessa, formazione, è molto basata sulla forma, diciamo così, riduzionistica. Abbiamo diviso l'università, il sapere complessivo, in discipline diverse. Noi cerchiamo di comprendere le cose separandole l'una dall'altra. Quando noi invece parliamo di ambiente, noi parliamo di qualcosa di complessivo, di olistico, era la parola che era anche molto di moda quando si cominciava a parlare di ambiente, e si cominciava a parlare di ambiente a causa della crisi ambientale che negli anni 70-80 cominciava a diventare abbastanza pesante, soprattutto percepita dalle persone. Oggi come oggi, proprio questa genericità della parola, del termine ambiente, suscita una idea vagamente riformista. Ma non dimentichiamo che all'inizio l'ambientalismo, l'idea dell'ambiente, era un'idea rivoluzionaria che voleva cambiare il modo di affrontare i problemi. Li voleva cambiare dal punto di vista scientifico, quindi c'era una crisi epistemologica, epistemica della comprensione delle questioni ambientali, e c'era anche una questione politica, nel senso che bisognava cambiare decisamente l'approccio. Perché l'ambiente è un'idea riformista? Ecco, quando io parlo di riformismo, lo considero anche in modo un po' provocatorio, diciamolo, perché è una cosa che mi piace essere un po' provocatorio. Riformismo, a mio parere, è una brutta parola. Riformismo non è riforma. Se noi vogliamo noi dobbiamo essere riformatori, non riformisti. La parola riformista è una parola che tende un po' a lasciare tutto com'è, cercando di aggiustare un po' sì, un rattoppare le cose, un cambiare leggermente. Mentre una vera riforma, la parola riforma vuol dire cambiare le cose in modo sostanziale. Ecco, nel definire ambiente tutto quello che ci sta intorno, si presume un concetto che è molto importante, che riguarda proprio la relazione tra umanità e il resto. Se noi parliamo di ambiente, con questa ottica riformista, noi pensiamo di essere in grado di controllarlo, cioè di essere noi soggetti che controlliamo l'ambiente, la qual cosa è abbastanza, come posso dire, discutibile, in quanto come possiamo noi pensare di controllare tutto quello che ci sta intorno? Ecco, parlare di ambiente significa c'è il pregiudizio di base che siamo in grado di controllarlo e nello stesso tempo di avere un diritto quasi naturale di trattare l'ambiente, cioè quello che non siamo noi, come un oggetto. Noi siamo i soggetti, l'ambiente è qualcosa su cui noi possiamo lavorare. E da questo
punto noi passiamo all'altro concetto che dovevamo spiegare, è il concetto di natura. Già definire la natura non è così facile, ma se noi definiamo la natura come tutto ciò che non è umano, uno dice va bene, ci sta, è una cosa possibile, e però non è una definizione priva di problemi, è una definizione appunto problematica, come leggete. Uno potrebbe sollevare la domanda: noi esseri umani facciamo parte della natura o no? Si può rispondere in diversi modi. L'importante è porsi la questione e capire che si può rispondere in diversi modi, e dal modo in cui si risponde si possono essere delle conseguenze importanti dal punto di vista politico, etico e proprio comportamentale. Scusate, devo bere ogni tanto perché sono arrivato che sono venuto mezzo influenzato e quindi ho anche poca voce. Allora, quando noi dobbiamo decidere se la natura fa parte o meno se la specie umana fa parte o meno della natura, quali sono i diritti, oppure è possibile che il non umano abbia dei diritti? Su questo torneremo più avanti. Comunque è una riflessione da fare. C'è un famoso libro degli anni 70, credo, che fu uno dei primi sì, di coloro che cominciarono queste riflessioni, dicendo: ma gli alberi possono stare in giudizio? Do trees have standings? Questo era il titolo. E naturalmente si può disquisire. Io non voglio dire che le risposte che sono state date sono risposte assolutamente accettabili o non accettabili, ma sono problematiche senz'altro da sollevare. E veniamo alla fine all'altra parola che avevamo visto, che volevamo analizzare, la parola dell'ecologia. Anche questa parola, inizialmente, quando si cominciò a parlare di ambiente, perché voi siete nati e cresciuti, e non solo voi, anche la generazione precedente, siete quelli diciamo nati nel 90, negli anni 80-90, siete cresciuti in un periodo in cui di ambiente si parlava moltissimo. Noi siamo cresciuti in un periodo in cui di ambiente non si parlava quasi per niente. E a un certo punto esisteva anche una questione proprio dal punto di vista della scienza e dell'educazione, della formazione. E la parola ecologia era una parola che si poneva in alternativa al discorso dell'ambiente. Infatti a volte si parla di ambientalisti, a volte si parla di ecologisti, usando i termini in modo abbastanza indifferente. L'ecologia, quando nacque, e c'è un famoso testo su questo, che è la Ecology as a Subversive Science. L'ecologia è una scienza sovversiva. Perché è sovversiva? Beh, perché già negli anni 70-80 si cominciò a pensare che il metodo scientifico adottato era un metodo, uno dei tanti, e uno dei metodi che avrebbe potuto essere alla base della crisi ambientale. Quindi, che differenza c'è tra l'ecologia e le altre scienze? Bene, l'ecologia è una scienza che non si basa sulla comprensione del singolo elemento, del singolo fenomeno, ma si basa sulla relazione esistente tra i vari fenomeni, per esempio gli ecosistemi. E ho detto ecosistemi introducendo un'altra parola, i sistemi.
che fanno parte a loro volta di un altro filone scientifico, che è la teoria dei sistemi, che negli anni 70, anche prima, ma negli anni 70 è stata collegata, 70, 80 e anche dopo, collegata alla questione ambientale, che la teoria dei sistemi ha portato a mettere in discussione questo sistema scientifico basato sulla separazione delle conoscenze e delle scienze. Quindi l'ecologia è una scienza sovversiva, adesso sovversiva magari anche troppo, ma sicuramente una scienza critica riguardo al metodo di fare scienza della scienza normale. Negli anni 60-70, a cominciare da Thomas Kuhn, Feyerabend, Lakatos, c'è stato un filone di studi che si chiamava di epistemologia alternativa, di scienza alternativa, partendo però dal punto di vista della filosofia della scienza, di come era impostata la scienza. E uno dei famosi autori di questo fu Fritjof Capra, che siamo riusciti anche a portarlo qui a Padova una decina d'anni fa, il quale scrive un libro, Il Tao della fisica. Fritjof Capra era un fisico che poi si convertì al buddismo o qualcosa del genere e cercò di cambiare l'approccio al metodo scientifico, alla fisica, trasformare la comprensione dei fenomeni fisici dalla causa all'effetto, dall'identificazione del singolo fenomeno alle relazioni tra i vari fenomeni. Perché è importante questo per l'ambiente, per i nostri problemi? Perché proprio dal modo di vista, dal modo in cui si fa conoscenza, si può arrivare a conoscere in maniera diversa e a concentrarsi su altre cose. Diciamo, un conto è fare un'analisi costi-benefici, visto che il professor Malo ha citato gli economisti. Un conto è fare un'analisi costi-benefici se un supermercato, una strada hanno un tunnel nella Val di Susa, come gli Notav, hanno dei vantaggi o degli svantaggi. Un conto è dire fino a che punto noi allarghiamo questa analisi costo-beneficio e come vediamo i concetti che si collegano l'uno con l'altro. Tra l'altro, anche le analisi costi-benefici, di cui io tra l'altro mi sono occupato in gioventù, hanno delle grosse limiti conoscitivi. Sicuramente non sono dei sistemi che ti danno una risposta definitiva, anzi non te la danno per niente e sono molto spesso anche semplicemente dei trucchi per poter, dei trucchi di comunicazione. Cioè, in poche parole, gli economisti possono dire cose ottime, di grande valore, ma non hanno l'ultima parola nel definire la opportunità o meno di una determinata scelta. Quindi si mette in discussione il metodo scientifico moderno. Che il metodo scientifico moderno sia stato alla base della crisi ambientale è una ipotesi, è diciamo, un suggerimento da tenere in considerazione. Fritjof Capra, che è stato uno dei primi a fare questo, sosteneva che se la scienza o il metodo scientifico elaborato da Leonardo da Vinci si fosse imposto su quello di Galileo, adesso avremmo preso una strada diversa.
Io non credo tanto a questa impostazione, però o non credo soprattutto al fatto che Leonardo da Vinci avrebbe potuto imporre un metodo scientifico diverso da quello rigoroso di Cartesio, di Galileo, di Newton. Era un'altra situazione. E però il suggerimento non è sbagliato. Capra, e parlo di lui, ma era un gruppo di persone che lavorava a questo, ha infatti elaborato e si è connesso con tante persone che operavano nella teoria dei sistemi, che è una teoria scientifica, un filone accademico senz'altro molto solido, ma che non è riuscito a sfondare nel campo politico e della questione dell'ambiente. Quindi veniamo a dire che cos'è la crisi ambientale, detta così genericamente. Sappiamo tutti che c'è una crisi ambientale. Da cosa lo sappiamo? Da certi numeri che ci danno, da certe situazioni che vediamo, dalla stampa, dai mass media che ce ne parlano. Io direi che gran parte della crisi ambientale noi ci rendiamo conto quotidianamente. Ci rendiamo conto per una questione anche proprio di sentimento che noi abbiamo. A noi ci dà fastidio vedere certi luoghi, sbancamenti di aree verdi. Noi adesso a Padova abbiamo questa grossa caso della costruzione di un centro logistico di un grosso supermercato su un terreno verde da togliere. Ultimamente io stesso mi sono battuto contro un parco perché hanno stabilito che a Padova ci debba essere è stato ampliato un nuovo bellissimo parco in una zona molto verde, e in questo parco ci vogliono già fare diciamo mangiarselo con parcheggi, piste ciclabili larghissime e cementificate, tagliare alberi per fare un'arena, cioè questa mentalità di dover a tutti i costi fare qualcosa. Alle persone questa cosa, a noi, a tutti noi, perché è una questione quasi, come posso dire, antropologica, ma neanche che è qualcosa che è nei nostri geni, che ci dà fastidio rovinare quando vediamo la natura che viene rovinata. Quindi la crisi ambientale è un fatto politico, sociale, scientifico, naturalmente, è una questione etica nei rapporti tra umanità e natura, è una questione religiosa, economica, naturalmente, antropologica, estetica e tutto quello che ci volete mettere. In altre parole, riguarda tutto il nostro stile di vita. Quindi per questo rientra nell'etica e nella politica. Veniamo allora al discorso perché lo sviluppo sostenibile, che ormai ha quasi 40 anni, quest'idea dello sviluppo sostenibile non è una questione, sembra che parlarne sia sempre una cosa nuova, una cosa che dovremmo fare, a cui dovremmo arrivare. Ma ormai lo sviluppo sostenibile è un concetto, è un'idea vecchia, e a causa di questo equivoco dello sviluppo sostenibile, su cui adesso arriverò, abbiamo ridotto la questione ambientale non alle cose che abbiamo visto prima, politico, sociale, etica, addirittura genetica se vogliamo, ma l'abbiamo risolto a una questione tecnica. Parlare di sviluppo sostenibile significa limitarsi a considerare la possibilità di risolvere i problemi ambientali solamente dal punto di vista tecnico. Una cosa è buona se misurata dal punto di vista tecnico o dal punto di vista economico, tutto sommato ci dà qualche vantaggio. E però stiamo attenti, lo sviluppo sostenibile nasce negli anni 80 in un periodo storico in cui era finita la grande rivoluzione
degli anni 70, la grande rivoluzione non c'è stata, ma esisteva un grande conflitto negli anni 70, 80 e anche precedente tra l'idea di del mondo liberista, neoliberista, capitalista e la possibilità di una rivoluzione, di un cambiamento per instaurare una società comunista. Cioè c'erano i due blocchi, l'Unione Sovietica, la Cina da un'altra parte, e c'era il mondo occidentale che si scontravano su queste due grandi possibilità. E fino agli anni 70 c'era ancora qualcuno che voleva fare una vera rivoluzione su questo. Gran parte negli anni 80 ci sono stati due fenomeni molto importanti, due fatti politici molto importanti che sono accaduti. Prima di tutto la sconfitta dell'idea comunista, della possibilità di fare una rivoluzione, cambiare radicalmente, sovvertire il sistema capitalista. Insomma, in poche parole, si è capito che non si poteva fare, che forse non valeva la pena e che valeva la pena piuttosto aggiustare questo sistema in cui noi tutti viviamo e viviamo da sempre. Nello stesso tempo, e tutti coloro che si erano posti nello stesso tempo anche a livello globale di geopolitica stavano emergendo in modo potente delle nuove economie, che erano l'economia della Cina, prima di tutto, che si stava risvegliando, ma preceduta dalle cosiddette tigri asiatiche, che erano la Thailandia, la Malesia, Singapore, l'Indonesia stessa, l'India, piano piano, si stavano sviluppando l'industrializzazione di questi paesi. La Cina negli anni 80, 70, 80 era un paese assolutamente sottosviluppato. Adesso sappiamo tutti a che punto sicuramente è destinata a diventare la prima potenza mondiale, se già non lo è. In quel tempo, allora, come nacque il movimento ambientalista? I reduci della rivoluzione sconfitta, della possibilità di cambiare il sistema, si posero su basi alternative e dal voler fare la rivoluzione comunista, socialista, quello che era, si trasformarono in verdi, in ambientalisti, e gran parte dei movimenti ambientalisti dell'Occidente, europei, compresi soprattutto quelli italiani, divennero dei partiti o delle organizzazioni ambientaliste. Perché questo? Va bene, l'avete visto, per quello che abbiamo detto prima, perché l'idea ambientalista, l'ecologismo, si poneva in contrapposizione al sistema politico e al sistema ideologico, al sistema scientifico che dominava. Non erano in molti, erano in pochi, però dall'essere rivoluzionari in quella direzione si posero ad essere rivoluzionari nel tutelare l'ambiente e nel tutelare una giustizia sociale che era basata sui rapporti con l'ambiente. Erano pacifisti, però rimanevano molto diciamo direttamente collegati con queste idee non riformatrici, decisamente rivoluzionarie, decisamente radicali, e quindi si limitavano ad essere in una nicchia diciamo, di cambiamento, sì, ma limitata. Quindi, quando nel 1987 venne, voi sapete, adesso mi rispondete voi mentre io mi bevo un sorso d'acqua, cosa successe nell'87 che è importante dal punto di vista dell'ambiente? Nessuno lo sa?
Devi rispondere. Beh, intanto ho bevuto un po' d'acqua perché faccio fatica a parlare. Nell'87 venne diffuso il famoso rapporto Brundtland. Non vi dice niente questo? Non vi dice niente. E questo dimostra che sono diventato molto anziano. Scusate un attimo. Il rapporto Brundtland fu un rapporto in cui per la prima volta delle Nazioni Unite, diretto da questa signora Brundtland, una norvegese, in cui per la prima volta si affermò il concetto dello sviluppo sostenibile. Molti, io ho preso parte a alcune delle sessioni, dei lavori in una posizione di secondo piano, però diciamo che c'ero. Sono stati fatti grossi convegni dovunque, anche a Milano, nelle varie parti del mondo. Ed era un punto di volta importante perché si è presa l'idea, è stato preso a livello di Nazioni Unite per la prima volta questo rapporto Brundtland, e l'idea dello sviluppo sostenibile, che era un vero e proprio imbroglio. Perché lo sviluppo sostenibile e il rapporto Brundtland erano, diciamo, io ho detto un imbroglio, a quel tempo era un normale compromesso, scusate ancora. Non sono fornito, è l'unica cosa che sono assolutamente pieno in questi giorni che stavo per darvi buca, tra l'altro, per via del mio raffreddore. Il rapporto Brundtland nasce proprio perché negli anni '80 stavano crescendo questi due fenomeni politici, queste due grandi idee politiche. Da una parte, nei paesi occidentali c'era una forte coscienza dei problemi ambientali, del fatto che dovevamo limitare la nostra crescita, dovevamo cambiare il nostro modo di fare, perché soprattutto in Europa, nella piccola Europa, stavamo facendo dei disastri enormi. Era una cosa che doveva essere fermata in Europa, negli Stati Uniti. Ricordate nell'86 cosa successe? Non ve lo chiedo nemmeno perché tanto non lo sapete. Ci fu il famoso Chernobyl, ci fu l'incidente nucleare a Chernobyl. 8 anni prima ci fu Three Mile Island negli Stati Uniti, vicino a Washington e Baltimore. Quindi ci furono la popolazione dell'Occidente era estremamente favorevole e anche disposta a fare a sostituire la rivoluzione comunista con una rivoluzione ambientale. C'era anche un consenso politico in quella direzione, fino a un certo punto, con dei limiti. Dall'altra parte c'erano i paesi in crescita che dicevano: ma voi siete nella opulenza più assoluta, vi ponete questo problema, ma noi in Cina, in India dobbiamo crescere. Sostenibilità era percepito in Cina, in India e nei paesi più poveri più che altro come sostenibilità alimentare, che dovevamo sopravvivere, vivere, andare avanti, mentre per noi sostenibilità era una cosa molto più all'acqua di rose, stiamo ancora meglio di quanto possiamo stare, ce lo possiamo permettere. Si arrivò quindi in questo momento a un accordo che fu sintetizzato nello sviluppo sostenibile. Ma parliamoci chiaro: sviluppo sostenibile è un ossimoro, è una parola sbagliata. Se è sviluppo, se noi parliamo di sviluppo, sviluppo è una parola già di per sé positiva. Noi dobbiamo svilupparci nella nostra vita, dobbiamo sviluppare
prima quando siamo bambini i nostri corpi, poi ci sviluppiamo mentalmente, poi ci sviluppiamo nella saggezza e chissà in che cosa. Lo sviluppo è una parola positiva, non c'è bisogno assoluto di aggiungere la parola sostenibile. Perché è stata aggiunta questa parola sostenibile? Provate a dirlo anche voi, dai. È un po' di interazione. La parola sostenibile è un equivoco per dire che sviluppo non era sviluppo, si trattava di dire crescita sostenibile. Perché dire sviluppo sostenibile non aveva bisogno di aggettivi. Semmai dovevamo dire crescita sostenibile, e però non si poteva dire, era una parola che avrebbe portato così, a molte discussioni. Invece, parlando di sviluppo sostenibile, noi abbiamo equivocato sul termine crescita. La crescita, sì, dobbiamo continuare a crescere nella direzione solita, soprattutto in Cina. Era la Cina il problema principale, ma poi l'India e anche tutti i paesi in via di sviluppo dovevano cominciare a crescere per risolvere i loro problemi veri e propri. I problemi di allora. Quindi l'equivoco è crescita sostenibile ci sta, sviluppo sostenibile è un ossimoro. Ora concludo con la questione finale. Se mi avete seguito, ma leggendo il libro secondo me si arriva un po' a questo, che è un po' la conclusione della nostra, del mio lavoro, del mio modo di pensare, io ho cercato di identificare, se devo dire la verità, la prima volta che ho scritto una cosa sui 4 livelli di sviluppo, di ambientalismo, l'avevo scritto nel 92-93, quindi ancora molto, ma molto tempo fa. Però poi l'ho ripreso con maggiore approfondimento e con maggiore coscienza più recentemente, in questo tempo, e credo che sia una schematizzazione che ancora oggi si può trovare. Tra l'altro, se visitate il mio sito, c'è una specie di articolo, una sintesi tratta dal libro. Dunque, allora, ci sono 4 livelli di ambientalismo o diciamo o di sensibilità ambientale, non direi neanche di ambientalismo, forse ho sbagliato a scrivere ambientalismo. 4 livelli di sensibilità ambientale. Il primo livello è quello in cui noi possiamo sostenere, e non a torto, cioè con una certa rigore anche culturale, scientifico, che non esistono problemi ambientali. L'abbiamo detto prima, se l'ambientalismo è tutto, e allora non è niente. Quindi esistono dei problemi che noi possiamo risolvere con i soliti sistemi, con la nostra tecnologia, con la nostra tecnica, con le nostre varie discipline. Per esempio, vedete un po', tra l'inquinamento dell'acqua e quello da onde elettromagnetiche, sono 2 cose completamente diverse. L'acqua può essere un inquinamento di batteri, di qualcosa del genere, le onde elettromagnetiche sono una questione decisamente diversa. L'inquinamento dell'acqua viene affrontato da un chimico, da un biologo, da qualche specialista dell'inquinamento dell'acqua. Le onde elettromagnetiche vengono stabilite, vengono studiate da un fisico, da un fisico, e così tante altre cose. Se vogliamo andare ancora più in senso ampio, possiamo parlare di altri problemi ambientali che vengono ciascuno, per esempio, la tutela del patrimonio storico-culturale
lo viene affrontato da architetti, da storici, da persone. È ambientale anche quello? Beh sì, certo, è ambientale, però ognuno faccia il suo mestiere. In poche parole, se ognuno fa il proprio mestiere e continua nell'affrontare questi temi, non esistono i problemi ambientali e possiamo benissimo continuare a fare così. Tutto sommato già facciamo così fino per molti versi. Naturalmente questa non è la situazione attuale vera e propria, perché ormai da molto tempo ehm, abbiamo imparato a classificare molti problemi e a percepire molti problemi inquadrandoli come problemi ambientali. Quindi noi, oggi come oggi, abbiamo tanto le lauree sull'ambiente che aggiungono la parola ambientale a quello che esiste, che c'era ingegneria ambientale, chimica ambientale. Che cosa vuol dire? Che ha una certa, diciamo, attenzione e un certo tentativo di attenuare gli impatti che avevano una volta e fa parte di un modo di pensare molto politico, poco scientifico, ma molto politico, di affrontare i temi ambientali. E quindi migliorare, e attenzione a questa parola, migliorare le tecniche per affrontare i problemi, cioè alcuni problemi. Attenzione, ho detto però, le tecniche, non ho detto la tecnologia, perché la tecnologia rimane la stessa. Noi non la mettiamo in discussione, mettiamo in discussione le tecniche che derivano da una certa tecnologia ben sedimentata, che è quella della trasformazione, dell'artificializzazione, dell'uso dell'energia e all'interno di questa tecnologia noi sviluppiamo numerose tecniche. Io vi sollecito sempre a fare molta attenzione a distinguere tra tecnica e tecnologia. Nel linguaggio comune usiamo i due termini in modo indifferente, anche a me scappa di tanto in tanto, ma sono due cose molto diverse. La tecnologia significa il quadro di riferimento entro cui si sviluppano le tecniche. Mettere in discussione la tecnologia significa cambiare anche il modo di pensare a come elaborare delle tecniche su delle basi diverse, su delle basi anche epistemologiche diverse. Questi due primi punti, non ci sono problemi ambientali, la nuova classificazione dei problemi ambientali, di alcuni problemi, di moltissimi problemi ormai, è la parte, diciamo, il numero uno sono conservatori al 100%. Ce ne sono pochi ormai da questo punto di vista, perché chiunque affronta, ha una sensibilità in qualche modo per l'ambiente, anche perché siamo noi cittadini, siamo tutti sensibili a questo. Non abbiamo questa gran fiducia nella tecnica abbiamo superato quasi questa fase, quasi. In concreto no, non l'abbiamo superata, siamo più che altro nella nuova classificazione, cioè sul punto 2, che è il contesto riformista. Cerchiamo di aggiustare le cose. Lo sviluppo sostenibile si pone su questa esistenza di problemi che noi classifichiamo come ambientali e li mettiamo insieme. Abbiamo questa sensibilità, però a un certo punto bisogna fare, io dico che bisogna farlo, ma diciamo c'è già la possibilità di passare a un altro livello. Invece che avere problemi ambientali, dobbiamo introdurre una questione ambientale, cioè la questione deriva dalla parola domandarsi, una questione ambientale significa mettere in crisi, studiare
i problemi ambientali all'interno di un cambiamento che sia un cambiamento più profondo e più radicale. Cosa vuol dire una questione ambientale? Significa mettere in discussione, tornando ai termini di prima, non le tecniche che possono essere leggermente modificate, ma la tecnologia nel suo insieme, cioè vedere come cambiare completamente il modo di produrre, il modo di agire, il modo di vivere. Lo possiamo fare? E qui vale la pena farlo? E su questo possiamo ragionare. Ma ormai siamo in molti che la pensiamo in questo modo e probabilmente nel nostro cuore, nel nostro intimo, la pensiamo, siamo la maggioranza. Poi ci possiamo anche limitare, però l'idea che l'ambiente debba essere, ci dobbiamo relazionare in maniera diversa, ci porta a dire solleviamo una questione ambientale. Una questione ambientale diventa una questione politica. Noi dobbiamo inserire al livello 3 l'ambiente, il nostro rapporto con la natura, che io preferisco dire il nostro rapporto con la natura, più che con l'ambiente. Forse ho sbagliato a mettere una questione ambientale, una questione ecologica, una questione di natura. Dobbiamo inserirla nel contesto politico. A livello 3 la inseriamo a livello politico accanto a altri problemi politici che sono la giustizia sociale, che possono essere sicuramente la giustizia sociale, i diritti della persona, tutte le questioni che noi, il diritto al lavoro, tutte queste questioni che noi quotidianamente affrontiamo e che abbiamo gli strumenti per farlo, ma anche nelle componenti sociali e politiche che vogliono dei profondi cambiamenti non sono ormai ben sedimentate, ma la questione ambientale non fa parte di esse. Invece bisogna cominciare a inserirla su questo. Poi nel libro questo è spiegato in modo molto più dettagliato, qui ho dato un po' uno schema. Qual è il quarto livello? Il livello, diciamo, rivoluzionario, radicale, è di mettere l'ambiente, il rapporto tra umanità e natura al centro della politica. Mentre negli ultimi 2 secoli al centro della politica c'è stata la questione sociale, la redistribuzione del reddito, di un reddito in continuo aumento che ha portato alla necessità e a fare come centro di tutta la questione, di tutte le politiche, la redistribuzione del reddito, quindi la giustizia sociale. Oggi in una visione radicale, che non è quella che in questo momento è alle porte, ma che si può cominciare, a cui si può cominciare a pensare, cominciamo a mettere al centro della politica, come fulcro della politica, come primo pensiero della politica, il rapporto tra umanità e natura. L'umanità fa parte della natura o è qualcosa di separato dalla natura? Qui con questa domanda, è una domanda che si sono fatti tantissimi a livello anche religioso, perché quando noi l'essere umano è stato messo nella Genesi si parla che l'essere umano viene data alla natura, ma viene data alla natura in proprietà o viene data alla natura per curarsene? Però i buddisti, tra cui gli ambientalisti prosperano e sono numerosissimi, sostengono che non c'è nessuna differenza tra umanità e natura e che noi dobbiamo fonderci con la natura e quindi ragionare in termini di non più di oggetto e soggetto, ma di unità di questo. Qui siamo
portiamo il discorso molto avanti e non vale la pena farlo, ma una riflessione su questo va fatta. Riportare, se tra gli estremisti qualcuno voglia dire che la questione ambientale è il nodo fondamentale di tutta la nostra sopravvivenza, di tutto il nostro futuro, secondo me può avere senso e può essere utile. Dire che questo bisogna farlo dall'oggi al domani è tutto un altro discorso, ma sostenere che la questione ambientale deve essere il centro della politica non è una follia, non è una cosa che vada completamente fuori. E su questo si possono studiare le varie discipline, compreso il diritto. Si può cominciare a pensare a come inserire la natura e i beni non ambientali, scusate, i beni ambientali, il valore dei beni ambientali, per esempio, e concludo perché mi sa che sono andato fuori. Ah no? Allora lasciatemi anche dire questo. Noi attribuiamo ai beni ambientali un valore sostanzialmente, diciamo, nei primi due livelli, noi attribuiamo ai beni ambientali un valore d'uso. Semplicemente noi li usiamo, la terra, gli alberi, l'aria, la calcoliamo in termini di quanto sia utile a noi. Ma i teorici, i filosofi, hanno pensato che un bene non ha solamente un valore d'uso, così come noi esseri umani abbiamo un valore, noi serviamo solo per quello per come ci usano. Beh, qualcuno con la schiavitù si può anche pensare a questo, ma o qualcuno pensa, è vero che ci sono delle persone che usano gli altri esseri umani come cose, come oggetti, senza attribuire loro un bene, un valore vero e proprio, però l'essere umano ha un valore che va al di fuori della possibilità di usarlo. Ha un valore che noi possiamo dire intrinseco, un valore di per sé, per la sua stessa esistenza. E noi alla natura, a certi beni naturali, noi possiamo cominciare ad attribuire quel valore intrinseco che può essere tutelato anche dal punto di vista giuridico. E su questo c'è stata molta discussione negli anni 90, soprattutto nel mondo anglosassone, sulla necessità di attribuire anche nel nostro diritto, quello che mi risulta, diciamo, di vietare, di impedire la modifica di certi beni. Concludo allora ringraziandovi della vostra attenzione, facendovi vedere queste due fotografie dove c'è la tecnica, che è quella alla destra, sì, alla destra, quella delle macchine. Con la tecnologia e con le tecniche che abbiamo adesso noi ci stiamo sviluppando in questa direzione. Non è facile costruire un'autostrada così grande, non è facile costruire tutte quelle automobili, e però noi ci domandiamo, con una tecnologia diversa, possiamo anche vivere molto bene, con un'alta qualità della vita, in ambienti come Mont Saint-Michel o tanti altri nostri villaggi medievali, come tuttora si fa, perché vivere nei centri storici dove si vive in modo completamente diverso, o a Venezia per dire, avendo un'alta qualità della vita, è altrettanto possibile. Quindi si tratta di modificare il nostro approccio alla tecnologia, cambiare le tecnologie per essere felici uguali. E con questo ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione. Sì, davvero ringrazio molto il professor Poli per questa esposizione
Vi dicevo appunto Corrado Poli, persona molto eclettica, cultura vasta, esposizione davvero molto ricca, vorrei dire ricca, dotta e stimolante. Mi sono appuntato varie cose, e, e vorrei dirti questo, Corrado. Da giurista, per quello che può dire un giurista poco, e comunque per quello che sono le scienze giuridiche, specialmente le scienze giuridiche nella prospettiva del diritto positivo, non nella prospettiva, diciamo, di una filosofia giuridica, una filosofia del diritto, un giusnaturalismo, un neo-giusnaturalismo, ma comunque nel diritto positivo vorrei dire che l'ambiente davvero, almeno nel diritto italiano, è al centro della politica, deve essere al centro della politica, perché la politica indubbiamente è libera, la discrezionalità politica è ampia, ma anche la discrezionalità politica ha i suoi limiti e stanno nella Costituzione. E allora nella Costituzione riformata nel 2022 l'ambiente è entrato come valore. C'era anche prima in realtà, sai, e lo sappiamo un po' tutti, in base all'interpretazione fornita da tempo dalla Corte Costituzionale. Però possiamo aggiungere ora che l'ambiente c'è anche come disposizione costituzionale e questa disposizione costituzionale sul valore ambientale non sta in qualche parte qualunque della Costituzione, ma sta nei principi fondamentali. E anche questo è un aspetto che deve indirizzare necessariamente la politica e che conduce, diciamo, l'ambiente al centro della politica, perché l'ambiente, ce l'ha detto già prima la Corte Costituzionale, prima del 2022, ma comunque lo recuperiamo bene con la disposizione ora in vigore in Costituzione, l'ambiente è valore costituzionale supremo. È un valore costituzionale che, diciamo, ha una posizione maggiore, prioritaria rispetto anche ad altri valori costituzionali. Già lo sapevamo, ripeto, l'articolo 41 della Costituzione sulla libertà di iniziativa economica c'è dal testo originario della Costituzione 1948. Anche questo articolo oggi è arricchito dalla parola ambientale, che è entrata sempre con la riforma del 2022 nel testo dell'articolo 41 come limite all'iniziativa economica, come limite, diciamo, alla libertà d'impresa. Anche questo era stato già detto nella sostanza dalla Corte Costituzionale in via interpretativa, ma oggi anche questo è codificato, quindi l'ambiente sta sicuramente al centro della politica. Il punto è che la politica non avverte a sufficienza, vorrei dire, la giuridicità della Costituzione. Questo è un elemento, a mio modo di vedere, di fondo. Non lo avverte, non avver la politica pensa di essere addirittura sganciata dai principi costituzionali e pensa di poter fare cose che la Costituzione neppure prevede e che sono lontane, vorrei dire, dai nostri principi costituzionali. E questo è un punto. Poi sviluppo sostenibile, ho capito, hai ragione. In realtà l'espressione corretta dal punto di vista del rigore scientifico, rigore lessicale, è crescita, crescita sostenibile. E comunque, come già dicevo all'inizio, io direi siamo indotti ormai ad accettare questa espressione, sviluppo sostenibile, e quindi vorrei dire, sappiamo che vuol dire crescita e sappiamo che questa crescita deve essere appunto sostenibile in relazione alla questione ambientale. E, ehm, e qui, ecco, allora, la crescita in relazione alla questione ambientale non è una crescita così verace? Qui sappiamo quante critiche ha avuto la teoria della decrescita felice, quanto viene derisa anche
prospettiva, che a sua volta vorrebbe essere una prospettiva di tipo scientifico. Al di là della derisione, io nel periodo più recente cerco di mettere alla berlina invece chi continua a volere uno sviluppo che non tiene conto della sostenibilità. E dico che ormai è una battaglia tra chi ha un'idea di saggezza e chi si comporta invece in modo rozzo. Quindi alla berlina vanno messi coloro i quali appunto in realtà pensano ancora ad uno sviluppo del punto 1 della tua bella classificazione. E qui allora ci sono le scelte scelte di fondo della politica, scelte di fondo della politica nazionale, della politica regionale, e io dico che appunto incrementare il trasporto su gomma, incrementare la rete delle autostrade significa sviluppare il territorio in modo rozzo, avere un'idea rozza dello sviluppo, vecchia, rozza. E d'altra parte è evidente la distruzione del territorio. Qui in realtà forse, Corrado, sei troppo ottimista nel dire che alla maggioranza dà fastidio in fondo che si rovinino le cose, che vengano rovinate. A me pare che in realtà c'è una parte ancora della popolazione, e certamente c'è una parte forse maggioritaria, ahimè, della politica, alla quale non interessa quasi nulla che vengano rovinate le cose, perché se noi in realtà davvero considerassimo questo aspetto, cioè la lesione del territorio, le ferite gravi al territorio, già in questo senso noi dovremmo mettere in discussione maggiore, per esempio, il ponte sullo Stretto di Messina, già in questo senso, cioè un senso, diciamo, che riguarda ancora il nostro umanesimo nel considerare il territorio. Poi abbiamo altri sensi che ci dicono che in realtà quel ponte è un ponte che forse non merita di essere fatto perché ci sono problemi sismici anche gravi e altri aspetti. Eh, ehm, Parlavi dell'economia che è entrata nel lessico scientifico delle scienze tradizionali. Ecco, e quindi troviamo il diritto dell'economia, troviamo materie di altre scienze che hanno la declinazione economica, tra cui l'economia ambientale. No? L'economia ambientale, anche gli economisti hanno i loro insegnamenti di ambiente. Però, torno a ripetere, attenzione, e d'altra parte tu questo e anche tutto il resto, perdonami, lo indicavi in modo perfetto, io ribadisco quello che già tu indicavi, attenzione perché in particolare gli economisti hanno, a mio modo di vedere, una visione anche loro intanto distorta in relazione ai principi costituzionali che dovrebbero essere tenuti in considerazione anche da loro, cioè il dato giuridico di fondo non può essere, come dire, omesso, neppure dalle scienze economiche, e quindi in questo senso dovrebbero essere più attenti. Ma vorrei dire che c'è una ehm, prospettiva o un indirizzo nel loro pensiero troppo freddo, vorrei dire quasi cinico. Eh, Ci sono colleghi economisti i quali dicono che va molto bene la scelta che è diventata anche scelta giuridica internazionale, comunitaria, del mercato delle quote di inquinamento. Il mercato delle quote di inquinamento, insomma, io quando l'ho appreso molti anni fa, e l'ho appreso proprio da un collega economista dell'Università di Padova, mi hanno fatto sobbalzare la sedia, perché sì, tutto si può fare, mercanteggiamo anche gli organi degli esseri umani, va bene anche questo, ma non va bene dal punto di vista etico.
Quindi attenzione, perché appunto lo dicevi molto bene, il punto di osservazione è un punto di osservazione che ci fa perdere una prospettiva che diventa una prospettiva, se vogliamo essere sinceri, legata di più alle scienze umane che alle scienze esatte. Ecco, e quindi anche, come dire, la torsione, se non ho capito male, scientifica di Capra che hai messo in evidenza poc'anzi è molto interessante. E quindi sì, in realtà quello che le cose principali, ecco, che forse volevo mettere in evidenza sono proprio queste. Ehm, che cosa aggiungere? La questione ambientale quindi è al centro del diritto italiano, è al centro, se vogliamo, Corrado, anche del diritto internazionale. Anche se, sai, scusa una parentesi, scusa nel senso scusatemi anche voi come parentesi, al centro del diritto internazionale lo è in modo diverso, perché se noi leggiamo attentamente i trattati Unione Europea troviamo sì ambiente, sviluppo sostenibile nel senso buono, accettabile, ma troviamo che la ricetta al fine di arrivare all'ambiente protetto, a una maggiore considerazione della natura, eccetera, la ricetta è quella del libero mercato. È talmente vero questo che la Commissione dell'Unione Europea ha bacchettato l'Austria, che a un certo punto ha introdotto una disciplina d'urgenza al fine di ridurre leggermente il passaggio dei tir all'interno del proprio territorio, la vallata che da sud a nord porta l'Italia verso la Germania e viceversa. Ecco, lì la scelta giuridica, politico-giuridica dell'Austria è evidentemente una scelta legata alla sostenibilità. La vallata ormai ha gli abeti che stanno morendo, l'inquinamento atmosferico è notevole. La risposta della Commissione qual è stata? La risposta della Commissione: non lo potete fare. Non lo potete fare voi, eventualmente sarà una politica più generale dell'Unione Europea, voi da soli non lo potete fare perché così rallentate il libero mercato. Ecco, allora tra parentesi dico c'è qualche cosa che non va, diciamo, nella prospettiva almeno dei principi giuridici europei. I principi giuridici italiani sono diversi, attenzione, sono diversi. Abbiamo voluto l'ambiente nell'articolo 9, ebbene, se l'ambiente sta nel 9 vuol dire che vale di più rispetto ad altri interessi, vale di più rispetto ad altri valori che pure hanno dignità, ma che a un certo punto debbono rallentare, sono subordinati all'ambiente. E allora, detto questo, e comunque dicendo che l'ambiente c'è nel diritto italiano e anche nel diritto internazionale, mi chiedo e ti chiedo come, insomma, capisco, è una domanda che mi pongo, ci poniamo e la risposta è molto, molto difficile. Come è possibile cambiare la politica, cambiare la classe politica, una classe politica che abbia a cuore appunto l'ambiente, una classe politica che davvero si indigni di fronte alla rovina del territorio. Ecco, a me pare che siamo ancora lontani da questa prospettiva di rigenerazione della classe politica, sia sotto il profilo del modo di far politica. I partiti sono morti? Sì, i partiti saranno pure morti, ma comunque l'articolo 49 della Costituzione è in vigore, non è morto e i partiti, comunque i movimenti dovrebbero in qualche modo essere, come dire, la base del pensiero politico e la base delle scelte di una comunità e la base anche al fine di selezionare la classe politica che poi siede all'interno delle istituzioni. Ma questo funziona? Certamente funziona assai poco, funziona male. Come si può fare, Corrado? Tu sicuramente
hai la mente, hai la luce, almeno per indicarci qualche cosa? Questa è la domanda, ehm, molto la più difficile, anche la cosa che mi angoscia di più, perché, io mi son sempre impegnato anche nelle battaglie ambientali. Io mi son abitavo tra l'altro sui Colli Euganei, adesso non più, però anche mentre ero negli Stati Uniti sono andato a fare le manifestazioni e ho organizzato dei comitati per il problema, uno dei grossi problemi è che questa sensibilità che gran parte della popolazione ha nei confronti dell'ambiente, gran parte della popolazione vorrebbe cambiare, avrebbe, io ho fiducia di questo e forse l'ho persino sperimentato. Sui Colli Euganei, anche tu abiti nell'ambito del parco, sui Colli Euganei, quando è stato fatto il parco 35 anni fa circa, gli anziani erano tutti contrari perché non volevano fare niente. Oggi come oggi i giovani, e anche molti di quelli anziani che son sopravvissuti, sono ben contenti che ci sia il parco. Poi, possono litigare su qualche cosa e le persone sono sensibili, ma non esiste un'offerta politica. Mentre noi sappiamo che, per tutelare alcuni dei nostri diritti è meglio votare un partito piuttosto che l'altro. Adesso su questo comincio ad aver dei dubbi anch'io, perché, non so più dove orientarmi. Anzi, lasciatemi dire una cosa che ho appena letto, che adesso che ci sono le spese, che vogliono aumentare le spese militari, un deputato, non vi dico di quale partito, comunque di sinistra, ha detto che ben vengano le spese militari perché una base militare aiuta lo sviluppo locale. Ecco, con frasi di questo genere ti cascano le braccia, allora ti dico la mia vita è fallita. E quindi neanche ti voglio più rispondere dopo una frase del genere, però andiamo avanti su questo. Beh, questo l'ha detto in televisione, non è che sia una... Ecco, comunque, tutto questo va riportato alla militanza politica, all'essere attivi e anche però a quella culturale, intellettuale, perché devono essere anche gli intellettuali, anche coloro che hanno la possibilità di elaborare qualche concetto abbastanza solido a costruire una offerta politica per una domanda che esiste, che c'è e che non esiste, mentre non esiste un'ideologia, una struttura mentale che porti eh, mh, a soddisfarla. Ecco, questo è il grosso problema, perché guardate, dovunque noi ci giriamo intorno, vediamo che, che il problema dell'ambiente è uno dei maggiori. Sì, poi c'è sempre lo zoticone, il rozzo, la persona che vuole essere contro, però tra le persone civili, tra la gran parte delle persone c'è questa sensibilità e anche il desiderio di vivere in un modo diverso. E però non esiste ancora un'offerta politica. E voi avete l'età e la cultura e la possibilità, e poi state ascoltando noi, per cominciare a operare, a pensare in questi termini, a costituire delle organizzazioni che diventino dei veri e propri partiti politici. Ecco, rispondendo anche alle tue osservazioni, cioè, riguardo che io sono critico dello sviluppo sostenibile, sono critico dal punto di vista terminologico, diciamo come strumento euristico per poter, per poter dire qualcosa, per poter iniziare un discorso che poi
parlare di sostenibilità sappiamo tutti che cos'è e possiamo continuare a dire sostenibile, sviluppo sostenibile. Però, ecco, però una cosa solleciterei. Essendo un termine ormai vecchio e usurato, riuscire anche noi, voi, a inventarne uno nuovo, cominciare a proporne uno nuovo che porti, che non sia la decrescita, che è un termine pessimista. A me non mi piace la decrescita, significa come andare indietro, come non mi piacciono nel mio campo più della geografia urbana i non luoghi. Quando tu definisci le cose in negativo, non va bene. Tutta la nostra generazione, Maurizio, è cresciuta nel post qualcosa. Nel migliore dei casi, noi postmoderno, post democrazia, post verità, post tutto. Nel migliore dei casi era un neo qualcosa, ma sempre che se tu parli neo liberismo, neo qualcosa, ti riferisci sempre al passato. Provate a pensare a un qualcosa di nuovo, a qualcosa che non sia mai stato detto prima, e qualcosa collegato all'ambiente ci può stare. Proviamo a non far più riferimento al passato per vedere il futuro. Noi sogniamo i domani, come è che si dice? Sogniamo ancora i domani di ieri e invece dobbiamo pensare al domani vero. Ecco, questa era l'osservazione dello sviluppo sostenibile, è una questione solo lessicale. Nel concreto, ben venga anche lo sviluppo sostenibile, meglio che niente. Dici non tutti gli economisti, ma il discorso degli economisti oggi ce l'hai particolarmente con gli economisti, ma c'è stata c'erano anche gli economisti che ragionavano non nei termini dell'analisi costi-benefici, ma in termini ben diversi. C'è anche un filone dell'economia. Purtroppo questi filoni dell'economia che erano attivi negli anni 90 si sono, diciamo, adagiati. Dopo il rapporto Brundtland, nel 92 fu fatta la famosa conferenza di Rio che strutturò questo e finanziò questa idea dello sviluppo sostenibile. E anche quello fu un passaggio di normalizzazione dell'ambiente. La questione ambientale non fu più un fatto rivoluzionario, ma venne abbondantemente finanziato dai governi e venne abbondantemente sostenuto, sostenibilità, per poi finire che è stato diluito non nella sua componente, diciamo, anche arrabbiata, anche contestatrice, ma in una normalizzazione. Ecco, forse è il momento di riprendere questo discorso più approfondito, più radicale, ma non perché noi dobbiamo fare la rivoluzione e cambiare tutto dall'oggi al domani, ma perché ponendo un discorso radicale e pesante e forte, possiamo dialogare, possiamo arrivare a una sintesi anche più moderata. Bene, grazie Corrado, grazie professor Poli. Direi che con questa sollecitudine che lui dice, ecco, e con queste indicazioni che sono per noi, per pensare a nuove espressioni, per pensare appunto come praticare la via, ehm, ci congediamo per ora, speriamo di averti ancora come ospite magari nel mese di maggio su un'altra tematica e noi ci ritroveremo lunedì prossimo con l'altro appuntamento che è in programma. Ringrazio ancora il professor Poli, ringrazio voi per la presenza, ringrazio anche gli amici che si sono trattenuti fino a quest'ora tarda e quindi vi saluto al momento e ci rivedremo lunedì. Grazie.